spiegare come mai è arrivato a questa situazione? A questa situazione qua sono arrivato quando ho rotto nel 2009 l'omero, cioè la spalla. E ho perso il lavoro e ho perso la casa. Perché E questo, chiaramente lei doveva pagare un affitto, via dicendo. esatto, quindi sono passato in mora, eccetera, eccetera, e adesso sono finito che vivo qua In dentro. mezzo alle pantegane. Bravo, ecco, bravo. Questo è il fatto. Io non voglio solamente i miei diritti di cittadino italiano. Questo voglio. Certo, senta, approfittiamo del fatto che c'è la telecamera accesa. Una volta ci sono state le ratte delle Sabine, adesso abbiamo i ratti dei friulani. Al di là delle battute e della satira, però effettivamente per far capire bene la situazione, lei da cittadino italiano a tutti gli effetti, cosa si aspetta adesso dallo Stato o comunque da chi la può aiutare? Qualcosa che mi aiuti. Non vivere in una roba almeno più dignitosa di questa. Non voglio un albergo di 5 stelle come sono i pakistani, però voglio una roba più dignitosa di questa. Un bagno e un pranzo e una cena. È un lavoro. E soprattutto la dignità di cittadino, di essere umano, ecco, questa è la cosa importante. Ecco, questo è il punto. Ecco, lei ci spera che qualcuno risponda al suo appello oppure come al solito andrà tutto tra parentesi a puttane? Ma io lo spero, però essendo che qui invece di essere italiano io sono un pakistano diventato io qua in Friuli, no? Dovrò prendermi le valigie e andare giù in Pakistan. Il nostro servizio ha messo in luce lo stato di degrado in cui ci stiamo avviando. Il Friuli, da quando si è imbarcato su Clandestinopoli, pare entrato nella sindrome di Schettino, pronto a fare l'inchino, finendo sempre sulla roccia in attesa di affondare. Abbiamo smarrito la strada vecchia per imboccare una nuova senza soluzione di continuità. Non ci si deve meravigliare se oggi la gente comune, quella per cui 35 euro non tornano, deve trovare alloggi di fortuna per poter evitare di passare la notte all'addiaccio. Residenze poco nobili, a dire il vero, da fare invidia alle bidonville o favelas. Succede alle porte di Udine, a pochi metri dal nuovo stadio Friuli, nell'indifferenza generale. Quante persone, forse per dignità e vergogna, non ci contattano per mostrarci dove sono finiti i loro sacrifici? Lo Stato italiano ricorda Dracula, un succhiasangue, il quale per mantenere intatto il suo status quo, meglio di un'idrovora, prosciuga i risparmi dei poveri contribuenti nel nome di Roma Caput Mundi. Siamo sulla strada giusta per il salasso finale, ma alla fine di questi poveri disgraziati a nessuno interessa, perché qui non si guadagna come per Clandestinopoli. Sveglia, che non è un reality, ma la tragica realtà.